dell'Anci. E noi ci spostiamo ora a Rivignano, dove grazie a un progetto della LIFE cofinanziato dall'Unione Europea, il comune sta convertendo 20 ettari di terreno agricolo intensamente sfruttato. Consegnata la targa con l'Albanella, simbolo delle battaglie del WWF regionale. Ce ne parla Franco Terenzani. Il premio Albanella d'Oro consegnato oggi nella sede dell'Anci di Udine da parte del WWF al comune di Rivignano. Un premio che va a dire che il comune di Rivignano ha realizzato una nuova piantumazione di ontano nero. Sì, ontano nero, ma anche altre specie come la farnia, come il frassino, come i salici, quindi un insieme di piante arboree che ricreeranno anche le condizioni ideali per tante specie erbacee dei boschi, e quindi un intervento di consistente entità, quindi 20 ettari di rimboschimento di terreni che erano stati intensamente coltivati, e anche un intervento di miglioramento di un'altra superficie di 11 ettari che ospita specie esotiche come il platano, eccetera. Ecco, anche lì si è intervenuti favorendo le specie autoctone. Perché Albanella, questo volatile simbolo, insomma, di questo vostro premio? Esattamente, l'albanella è un uccello tipico delle torbiere delle zone di risorgiva. Noi l'abbiamo preso come esempio di tutta la pianura, perché poi lo possiamo trovare anche sui magredi, però in territorio planiziale dove l'uomo incide notevolmente con l'urbanizzazione, le strade, l'agricoltura intensiva, e questa specie ha grosse difficoltà di sopravvivenza legate alla carenza di habitat, ma anche per problemi sanitari probabilmente riproduttivi, e quindi noi siamo intervenuti con la richiesta alla Regione di un intervento poi finanziato di ricerca per capire quali sono le cause di questa difficoltà.